L'incriminazione contro Putin per i trasferimenti forzati dei bambini ucraini in Russia e le prospettive di una trattativa di pace. L'ideologia dell'imperialismo russo e la reazione del nazionalismo ucraino nell'analisi dello storico Andrea Graziosi. La Slovacchia ha in parte affidato l'accoglienza dei profughi ucraini alle imprese, il caso dell'azienda dei trasporti di Bratislava. In Montenegro nel ballottaggio per le presidenziali si affronteranno l'eterno Đukanović e il giovane europeista Milatović. Božo Vrećo, stella della Sevdah, la musica popolare bosniaca, racconta la sua personalità e creatività. The International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin. È il 17 marzo quando il presidente della Corte Penale Internazionale Piotr Osmansky annuncia l'emissione di un mandato di arresto per Vladimir Putin e la commissaria presidenziale per l'infanzia Maria Lvova-Belova per deportazione illegale di bambini, considerata un crimine contro l'umanità. Da allora il presidente russo rischia l'arresto in 123 paesi del mondo, tutti quelli che riconoscono il Tribunale dell'Aia. Ne parliamo con Marina Castellaneta, docente universitaria e autrice di uno dei blog più autorevoli di diritto internazionale. Che possibilità concrete ci sono che Putin possa essere arrestato e processato? La fase dell'arresto è indispensabile perché altrimenti il procedimento dinanzi alla Corte Penale Internazionale non può andare avanti, perché non si può svolgere un procedimento dinanzi alla Corte in contumacia. Le probabilità che venga arrestato ovviamente dovrebbe innanzitutto spostarsi dal suo Stato, quindi viaggiare, e dovrebbe viaggiare verso paesi che hanno ratificato, quindi sono vincolati dallo Statuto della Corte Penale Internazionale. Tra questi paesi non ci sono però gli Stati Uniti, né la Cina, l'India, Israele, né tantomeno la Russia, che ha smesso di riconoscere la Corte nel 2016 e che per tutta risposta ha aperto un'indagine penale nei confronti del procuratore capo del Tribunale dell'Aia, Karim Khan. La Cina invita la Corte Penale Internazionale a rispettare il principio di immunità diplomatica per i capi di Stato. È così? In realtà lo Statuto della Corte Penale Internazionale, quindi è del tutto fondata l'emissione del mandato di arresto, prevede che non si possa eccepire, sollevare la questione dell'immunità dei capi di Stato nei processi dinanzi alla Corte Penale Internazionale. Quindi il principio dell'immunità dei capi di Stato e dei capi di governo vale soltanto nel caso di procedimenti interni, ma non dinanzi alla Corte Penale Internazionale. Certo, la Cina, Stati Uniti, Russia non sono vincolati dallo Statuto e quindi per quanto riguarda la loro posizione è ovvio che loro possono invocare l'immunità, ma per gli altri Stati, quindi tutti gli Stati europei che sono parti allo Statuto, loro in realtà sono tenuti ad eseguire il mandato di arresto. Ci sono pochi precedenti, il più celebre è senz'altro quello di Milosevic, che fu arrestato dai serbi nel 2001 e consegnato all'Aia. Sì, fu un caso storico sicuramente perché fu consegnato al Tribunale, quindi alla Giustizia Penale Internazionale, uno che era stato fino a 2 giorni prima capo di Stato e quindi naturalmente fu una vittoria dal punto di vista anche simbolico della Giustizia Penale Internazionale. Purtroppo poi il processo non si è concluso per la morte in carcere di Milosevic, però sicuramente quello è stato un segnale molto forte della Giustizia Penale Internazionale. Un altro caso, meno noto, più recente, riguarda un ex presidente liberiano, Charles Taylor. Charles Taylor. Lì, in quel caso, il processo fu svolto dal Tribunale Speciale per i crimini commessi in Sierra Leone, ci fu la condanna, ha scontato la pena. Secondo lei l'intervento della Corte Penale Internazionale può facilitare o al contrario ostacolare un processo di pace? È difficile dirlo, a mio avviso in realtà nella fase in cui c'è ancora un conflitto in corso, un conflitto così pericoloso, probabilmente in questo momento dovrebbero parlare più i negoziati che la giustizia penale. Naturalmente poi ciascuno, chiunque commetta crimini di guerra, crimini contro l'umanità,
deve essere processato da un tribunale penale internazionale o da un tribunale interno, ma nella fase in cui è ancora in corso un conflitto così delicato, probabilmente era meglio far concludere prima i negoziati e farli avviare quantomeno. La lettura del conflitto russo-ucraino come uno scontro fra due diversi modelli di sviluppo socio-economico. L'interpretazione è di Andrea Graziosi, uno storico che conosce come pochi i due paesi in conflitto e che nella sua lunga attività accademica ha potuto accedere a fonti di primissima mano. Gli ucraini sono stati tra i pochi a sperimentare direttamente sia il lavoro in Russia, perché negli anni 90 sono emigrati in Russia per lavorare, sia nell'Unione Europea e credo che anche questo ha molto contribuito a fargli scegliere uno stile di vita europeo e non russo. Il conflitto non può essere analizzato senza ricordare i contenuti del Memorandum di Budapest, che nel 1994 sancì il trasferimento delle testate nucleari dell'Unione Sovietica dall'Ucraina, era il quarto paese per disponibilità, alla Russia, con un cospicuo pagamento degli Stati Uniti a Mosca, in cambio del mantenimento dell'integrità territoriale ucraina, accordo di cui anche USA e Regno Unito erano garanti, ma che è stato stracciato. C'è una palese violazione di quel trattato. Io direi che è interessante anche ricordarlo perché non solo dimostra che non ci fu nessuna ostilità verso la Russia, gli americani pagarono il trasferimento delle armi nucleari alla Russia, quasi 4.000 testate, credo, quelle ucraine, e soprattutto il pericolo che questa invasione pone ai trattati di non proliferazione, perché un paese che ha consegnato le sue armi nucleari con una garanzia e poi viene invaso, evidentemente pensa che quello è stato un errore e tutti i paesi minacciati che possono farsi un arsenale nucleare, temo, penseranno che forse è meglio che se lo facciano. Una delle maggiori preoccupazioni del mondo intero è la possibile escalation nucleare. Ma l'escalation nucleare per ora io non credo che i russi abbiano intenzione di farlo, credo per esempio a un incidente invece alle grandi centrali nucleari, perché poi il caso succede, anche se uno non lo vuole, sia una realtà, perché bombardamenti continui, la mancanza di rifornimenti, la cattiva gestione possono provocare incidenti drammatici. Non credo che ci sia una possibilità diciamo in tempi brevi o anche sul medio-lungo periodo, anche perché sia i cinesi che gli altri, diciamo non sostenitori ma comunque grandi potenze che hanno finora aiutato la Russia sarebbero molto contrarie, l'hanno fatto capire. La guerra potrebbe quindi proseguire ancora a lungo senza sostanziali cambiamenti dello scenario militare, ma con un enorme costo di vite umane. Questo per la particolare condizione delle due parti in conflitto, oltre che per il contesto internazionale. Le guerre in genere finiscono quando uno vince e uno perde. Qui c'è qualcuno che non vince, non riesce a vincere, ma non può perdere perché ha un grande arsenale nucleare. E dall'altra parte c'è una nazione che non vuole perdere perché non vuole diventare quello che gli altri gli impongano. Quindi non c'è né un vincitore né un vinto chiaro. Quindi la paura è che il timore è che continui. Però tutte le guerre finiscono, quindi finirà anche questa. I quasi 800 mezzi pubblici tra bus, filobus e tram servono dalle 3 di notte a mezzanotte la popolazione di oltre 500.000 della capitale della Repubblica Slovacca, Bratislava. Per questo servizio coperto nelle ore notturne e con corse meno frequenti, l'azienda del trasporto pubblico di Bratislava impiega 1.200 autisti e circa 300 meccanici. Dei 1.200 autisti il 10% è ucraino, emigrati in Slovacchia prima dell'aggressione russa del 2022. Bratislava era già allora sinonimo di Unione Europea, a 6 ore circa di automobile dal confine ucraino. Dmitry è uno dei 120 autisti ucraini. Ci racconta che è arrivato da Kiev nel 2019. In Ucraina facevo il camionista e l'autista di autobus. Il lavoro era buono, ma la paga no. Appena potuto sono venuto in Europa. In Slovacchia, dove la paga è nettamente migliore e ho anche la fortuna di guidare dei mezzi nuovi e l'azienda mi tratta bene. Anche quando è scoppiata la guerra, l'azienda mi ha aiutato a trovare una sistemazione per la mia famiglia. Ci avevano chiesto come poterci aiutare e ci hanno trovato un appartamento. Voglio ringraziarli per questo.
Dmitry guida proprio uno degli ultimi 70 mezzi acquistati. A settembre l'azienda comunale di Bratislava ha comprato 70 bus dalla Turchia che sono arrivati dall'Anatolia via mare in Europa con i traghetti Ro-Ro a Trieste e quindi via terra nella capitale slovacca. 20 mezzi, ancora in buono stato, sono stati intanto donati all'Ucraina. Allo scoppio della guerra, Dmitry ha cercato di portare la sua famiglia in Slovacchia. Raggiungere il confine con la Slovacchia per mia moglie, le nostre 2 bimbe, mia cognata e mia suocera è stato difficile. Hanno viaggiato 3 giorni in treno, strapieno di gente in fuga. Sono andato a recuperarla al confine. Mia moglie 6 mesi fa voleva tornare in Ucraina, ma poi ha trovato un lavoro. La bimba più grande, 12 anni, ha iniziato a frequentare la scuola qui. La più piccola, di 5 anni, comincia a parlare lo slovacco. Abbiamo degli amici, le persone sono buone. Vogliamo rimanere qui. Incontriamo anche il portavoce dell'azienda, Martin Hlebovec. Gli autisti ucraini hanno cominciato a venire in Slovacchia ben prima che iniziasse la guerra, quindi abbiamo diversi anni di esperienza nell'assumerli. Ci sono stati di grande aiuto nell'offrire il nostro servizio e con l'inizio della guerra è stato chiaro che avrebbero avuto necessità di supporto. Abbiamo cercato di aiutarli per quanto possibile, ma senza cercare risonanza mediatica. Abbiamo contattato individualmente gli autisti provenienti dall'est Ucraina e li abbiamo aiutati a organizzare l'arrivo dei loro familiari a Bratislava e a trovare una sistemazione per loro. Li abbiamo supportati anche nelle formalità per accedere al sistema di protezione previsto dall'Unione Europea per i cittadini ucraini. Gli autisti assunti da noi prima della guerra provenivano dall'ovest dell'Ucraina, in prossimità del confine, e conoscevano già un po' di slovacco, quindi non si poneva il problema della barriera linguistica e molti di loro hanno imparato bene la lingua. Questo è un prerequisito per guidare i nostri mezzi, perché devono comprendere le istruzioni della nostra sala di controllo, che non è multilingue. A coloro che sono arrivati a Bratislava con la guerra e non conoscono tanto bene la lingua, abbiamo offerto dei lavori dove una buona conoscenza non è fondamentale, come per esempio le pulizie o altri impieghi. Ma come mai ci sono tanti ucraini tra gli autisti e gli slovacchi? Come in tutti i paesi europei c'è anche qui da noi carenza di autisti professionisti, benché noi offriamo anche il corso di guida. Molti nostri autisti provengono dalla Serbia, in particolare dalla Vojvodina, dove c'è una nutrita comunità slovacca e quindi non c'è alcuna barriera linguistica. E la paga? Si va dai 1.500 ai 1.800 euro lordi mensili. Ci sono stati autisti ucraini che sono rientrati in patria con la guerra? A me risultano 2 soltanto. Lavoratori che l'azienda è riuscita evidentemente a fidelizzare, nonostante la presenza di profughi ucraini in Slovacchia sia spesso vissuta come ingombrante. I cittadini del Montenegro domenica prossima, 2 aprile, saranno nuovamente chiamati alle urne per eleggere il capo dello Stato. Nel ballottaggio si affronteranno l'attuale presidente Milo Đukanović ed il giovane leader del partito europeista, Jakov Milatović, la vera sorpresa del primo turno. Milatović, contro ogni pronostico, ha superato il campione del blocco pro-serbo e pro-russo, Andrija Mijatović. Il presidente Đukanović, che guida il paese dal 1990, c'era ancora la Federazione Socialista Jugoslava, con lo slogan Milo ti altro, ha convinto il 35% dei votanti. Milatović invece è stato scelto dal 29% di quanti si sono recati alle urne. L'eterno Đukanović, nella prima dichiarazione dopo il voto, ostentava sicurezza. Mi aspetto di vincere. Non dovrò affrontare l'avversario che prevedevo o che mi auguravo. Comunque sia, i risultati delle elezioni mostrano che tutti sono più deboli di me. Sono pronto a vincere contro qualsiasi avversario. Jakov Milatović, con slogan europeisti, ha convinto soprattutto la parte più giovane della popolazione. Questa è la vittoria di tutti quelli che nei trascorsi 3 decenni hanno innalzato la fiaccola della libertà. Questa è la vittoria di quelli che negli ultimi 30 anni sono stati discriminati.
quelli i cui figli sono dovuti emigrare, quelli che non avevano diritti. Koji nisu imali pravdu, koji su bili siromašni. Questa è la vittoria di un Montenegro migliore, più giusto, uguale per tutti. È la vittoria del nostro Montenegro. Crne Gore, naše Crne Gore. Il Montenegro è abitato da circa 600.000 persone. Lo Stato fa parte della NATO ed aspira ad entrare nell'Unione Europea. Negli ultimi 3 anni la politica interna è stata contraddistinta da un aspro, a tratti violento, confronto tra i seguaci di Đukanović, sostenitori dell'indipendenza montenegrina, e i partiti che invece volevano nuovamente ricongiungere il paese alla Serbia. Ed è proprio il blocco pro-serbo il grande sconfitto del primo turno. I montenegrini però, dopo 3 decenni di democrazia, ripongono poche speranze nella politica. C'è una grande confusione, non c'è nessuno che indichi una via, che dica cosa vuole fare. Tutto è indefinito. Mi aspetto che a vincere sarà un Montenegro multietnico, onesto ed egalitario, per poter avere una vita normale. Non mi aspetto nulla di buono. Credo che continueranno a fare le stesse porcherie, a prescindere da chi sarà al potere. I partiti della coalizione serba nel secondo turno appoggeranno lo sfidante Milatović, mentre per Đukanović si sono schierati, oltre ai socialisti, il suo partito, anche le formazioni delle comunità albanese, bosniaca e croata. Neka spava, ne budite. Lasciate che dorma, non svegliatela, è cresciuta in mezzo all'inferno il mio fiore profumato. La canzone più triste di Božo Vrećo, straordinario interprete di Sevda, la musica tradizionale bosniaca, è dedicata all'amica d'infanzia, cresciuta come lui nel mezzo della guerra, nella Bosnia dell'Est. Lui, serbo, si è salvato, mentre Elma, musulmana, la bambina con cui giocava tutti i giorni, è stata portata via, uccisa dai cetnici sulla porta di casa. Ora la ritrova in sogno Elma e nelle sue sevdalinke, le canzoni della Sevda, il genere che meglio di ogni altro definisce la cultura bosniaca, quell'incontro di elementi europei, orientali e della tradizione sefardita che crea un palinsesto nuovo. Una storia millenaria, oggi reinterpretata proprio da Božo Vrećo, cantante celebrato per la prodigiosa estensione vocale, che sta innovando radicalmente la tradizione con nuove interpretazioni delle sevdalinke tradizionali e con nuovi componimenti che arricchiscono e trasformano il repertorio. Ja na mojim koncertima sada zapravo pjevam moje sevdalinke. Io nei concerti ora canto le mie sevdalinke, quelle degli ultimi 3 dischi. Il 7° album a cui sto lavorando e che dovrebbe uscire in primavera sono tutte sevdalinke a cui ho provato a dare un nuovo respiro, una nuova vita, perché è quello che bisogna fare, credo, come fa Rosalia con il flamenco, che innova restando nel solco tracciato dal flamenco. Io faccio lo stesso con le sevdalinke e con uno spirito duale, perché le sevdalinke sono state divise in canzoni maschili e femminili, il che per me è completamente sbagliato, è una follia. La sevda è uno stile che non ha nessuna appartenenza di genere, è libero, fluido e assolutamente duale, come me. Dakle, potpuno je slobodan, potpuno je fluidan i potpuno je dualan, kao što sam ja. I nisam se dušo odrekla. Attraversa i generi, attraversa i confini, Božo, studente di archeologia a Belgrado, poi stella della Sevda a Sarajevo. Rappresenta una nuova generazione di artisti che non ha paura di confrontarsi con la tradizione. Tra i suoi riferimenti certo ci sono i grandi interpreti bosniaci, a partire da Hinzo Polovina, ma ci sono anche John Zorn, Stevie Wonder e Boy George. Ma come spiegare a chi non sia cresciuto in Bosnia-Erzegovina cosa sia la Sevda? Non è facile, dice, perché più che un genere musicale è uno stato d'animo, un desiderio di catarsi, una simbiosi che si crea fra il pubblico e l'interprete, una canzone che viene dall'anima. Zapravo moja majka je slikarica. Mia madre è una pittrice.
Per tutto il tempo della guerra, quello in cui io sono cresciuto, con lei e le mie 2 sorelle, lei cuciva. Cucire era diventata una strategia per restare normali di fronte a tutto quello che ci circondava, a tutta quella follia. Mentre lei cuciva, ascoltavamo sempre 2 stazioni radio che trasmettevano Sevda, solo Sevda. Sono cresciuto con quella musica, con cui ho sempre sentito un legame fortissimo, una forma di identificazione. Noi piangevamo e cantavamo insieme quelle canzoni. Il nostro nido sicuro era tracciato dalla Sevda, canzoni che possono dare molta forza, molto amore, anche in quei momenti. Puno više ljubavi u svom tom vremenu. Ed è proprio per la madre, Mila, che Bojo ha scritto una delle sue sevdalinche più celebri, Leila, interpretata a cappella, solo voce, come si dice fossero nate le prime sevdalinche secoli fa, perché si può innovare, ma senza mai dimenticare la forza della tradizione.